Io sono Elena della Artessile, lavoro sui telai da quando avevo 14 anni, la mia è una passione. Mia nonna aveva il telaietto, di quei telaietti in legno di ginepro piccoli, stava preparando il corredo si doveva sposare mio zio. Lei mi permetteva solo di fare i cannelli, che sono questi poi per metterli poi come trama del telaio. Io invece di nascosto da lei mi mettevo anche a tessere, quindi sicuramente era una passione che avevo sin da piccola. Poi ho iniziato per mestiere quando ho incontrato mio marito. Mio marito con la famiglia era emigrato a Prato, sono rientrati in Sardegna, hanno portato questi telai, sono telai che hanno dei primi del Novecento, che sono stati poi riadattati per la tessitura sarda. Noi la lana la compriamo a Nules, quindi io quando vado a scegliere mi sembra di impazzire, corro da una parte all'altra cercando di scegliere i colori. Non riesco quasi a rinunciare, me li prenderei tutti. Io amo fare questi abbinamenti un po' strani, tra virgolette, insomma, perché si adattano poi a quello che è l'esigenza del mercato di adesso. Vedevo che le arazzi con i colori tradizionali non andavano bene. Io mi alzo la mattina presto, mi metto davanti a la vetrata del mio laboratorio con questa luce bellissima, e riesco così, senza interferenze né di telefono né di niente, da sola riesco poi a creare questi abbinamenti di colore e a immaginarmi già l'arazzo finito, insomma. In un periodo di crisi come questo, riuscire a lavorare è una grossa soddisfazione, perché vuol dire che quello che si è fatto in tutti questi 30 anni sulla qualità, sul comportarsi bene, sul rispetto che si ha poi degli altri, noi stiamo lavorando, ecco. Ci sono tantissime aziende in crisi, invece noi in un paesino all'interno della Sardegna di 1400 abitanti riusciamo a lavorare. Abbiamo un cliente americano che ha visto i miei tessuti alla Biennale dell'Artigianato che si è svolta a Sassari, ne è rimasto affascinato. Ed è venuto qua nel mio laboratorio ed è diventato un cliente. Io spedisco i miei tessuti, li spedisco in America.